Buona giornata, bentrovati dalla redazione di 7 in punto. Quest'oggi ci occupiamo di digitale. Digital Academia è il titolo che abbiamo scelto perché Digital Academia è la realtà di cui vi racconteremo questa mattina con due ospiti. La prima che vado subito a presentarvi, alla quale do il buongiorno, è Giulia Pozzobon. Buongiorno Giulia, Head of Story di Digital Academia. Insomma, io anche prima le chiedevo che cosa significa, perché di solito noi quando invitiamo persone chiediamo nome e cognome e il sottopancia, si dice in gergo, quindi un po' la qualifica. In questo caso come si traduce? Abbiamo scelto questa etichetta Head of Story per indicare in realtà il fatto che io mi occupo di contenuti di storie. Dentro Digital Academia seguo le attività legate alla parte di contenuto. Ecco. Ma noi partiamo dall'inizio e spieghiamo, anticipiamo un po', poi lo faremo anche con il nostro secondo ospite, che cos'è Digital Academia? Digital Academia è una creatura di H-Farm, l'incubatore tecnologico che sta tra Treviso e Venezia, a Catron. Cosa vuol dire incubatore tecnologico? È un posto dove si investe in innovazione, si creano le condizioni per generare nuove iniziative imprenditoriali. Le famose start-up, che abbiamo imparato a conoscere. Digital Academia è una delle realtà nate dentro l'universo H-Farm e in Digital Academia ci si occupa di cultura digitale da diversi punti di vista. Da un lato lavoriamo con le aziende per fare consulenza all'interno di progetti che le aziende richiedono di innovazione, di cambiamento interno, di formazione a certe logiche appunto specifiche del digitale. Ci occupiamo anche però in un certo senso di formazione agli studenti, ai giovani, perché abbiamo un master dentro Digital Academia dedicato sempre alla cultura del digitale e all'imprenditorialità che passa attraverso il digitale, che utilizza il digitale per crescere, per nascere. E poi ci occupiamo anche di bambini, di infanzia, e con alcuni progetti legati allo sviluppo e alla consapevolezza del digitale nei bambini. Beh, insomma, è un po' il vostro pane questo. Sì, no? Assolutamente. Tant'è vero che è talmente particolare H-Farm che risulta quasi più avanti rispetto un po' a quello che in realtà c'è fuori spesso, no? Sì. È un po' un gap sicuramente che rappresenta in qualche modo anche il nostro paese. Certo, in Italia direi che H-Farm è forse l'unico caso così esteso, così strutturato di valorizzazione dell'innovazione di web, di tecnologia, e quindi è un modo di creare iniziative imprenditoriali interessanti, innovative, nuovo, che esiste in Italia solo nella forma di H-Farm. In realtà poi questa è invece fuori dall'Italia un modo di operare abbastanza frequente, soprattutto negli Stati Uniti. Tant'è vero che quando si parla di start-up, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi si parla di aziende che nascono con queste basi, no? Di forte innovazione digitale, un po' in un panorama un po' desolante anche per i nuovi imprenditori, per quelli che saranno poi i professionisti del futuro. Questa è una delle poche strade percorribili. Sì, direi se che si hanno idee, se si ha competenza. Assolutamente, direi che è la scommessa che in particolare in momenti critici dal punto di vista economico ma anche culturale in un paese appunto si deve fare per provare a uscire da una situazione appunto stagnante, ferma, con idee nuove. Ma chi siete? Cioè, chi c'è dentro a Digital Academia? Allora, come formazione oggi Digital Academia contiene una ventina di persone che hanno origini e formazioni diverse. Sostanzialmente c'è una parte tecnica e quindi ci sono i miei colleghi informatici, quelli che si occupano di codice, di programmazione.
Poi una volta si chiamavano nerd, adesso si chiamavano nerd, ma si offendono poi. Esatto. No, c'è questa parte appunto solida, molto concreta di lavoro tecnico. Poi ci sono i designer e gli interaction designer in particolare, che sono figure appunto legate al mondo della progettazione, di strumenti nuovi, di piattaforme, di applicazioni, e poi c'è la parte appunto di contenuto, che ha a che fare con il trattamento dei contenuti quando un'azienda, quando un progetto ha bisogno di avere un'anima, diciamo, di parole, ma anche insomma, di visione. Magari uno ha l'idea ma non sa come poi tradurla, no? Esatto. Ecco, ma voi capite subito quando questa idea famosa può essere vincente? Questo è un lavoro che fanno soprattutto diciamo, i miei colleghi di H-Farm, che si occupano di esaminare le idee che arrivano a dozzine ogni giorno, suppongo, e lì si tratta proprio di capire se intorno a un'intuizione si può costruire poi un modello di business, perché poi la cruda verità è che si può essere estremamente sperimentali, ma talvolta non si riesce a essere poi vendibili, e quindi è proprio questo il lavoro che fanno le persone dedicate a questo dentro H-Farm. In realtà in Digital Academia invece quello che facciamo è appunto rispondere a delle esigenze, in questo caso mi riferisco soprattutto alla parte diciamo di consulenza aziendale che facciamo, con idee che non siano convenzionali, ma che possano portare un cambiamento all'interno dell'azienda significativo, nuovo. Certo. Invece, che è un po' insomma il motivo che ha dato anche il no, a questa puntata di 7 in punto, c'è come lo possiamo definire, un progetto sì, educativo che è decisamente innovativo, no? Sì. Little Smiling Minds, che cosa? Allora, Little Smiling Minds è un progetto di cui siamo abbastanza orgogliosi, che abbiamo cominciato a lavorarci 1 anno e mezzo fa, e quando abbiamo incontrato Daniela Lucangeli, che è una delle massime esperte di psicologia cognitiva e apprendimento a livello internazionale, e che è tra l'altro prorettore all'Università di Padova. Lei è venuta da noi proponendoci una sfida, sostenendo che è necessario fare qualcosa per potenziare l'intelligenza nei bambini anche in età molto precoce, in età prescolare. Sapendo ovviamente dell'importanza del digitale dentro questo tema, ci ha chiesto di provare a pensare insieme a lei a un modo per appunto incontrare i bambini attraverso il digitale, attraverso il gioco, sul tema dell'intelligenza, del loro sviluppo cognitivo. Lei ci ha detto che il gioco è il principale interruttore dell'intelligenza. Certo. Il digitale è un fenomeno che riguarda il nostro presente, riguarderà sempre di più il nostro futuro. Mettiamo insieme il gioco e il digitale e creiamo un prodotto, e poi è diventato un progetto che abbia questi 2 denominatori e che possa lavorare sull'aumento delle potenzialità intellettive dei bambini. Io direi intanto avviso Oscar Civero, mio collega che è in regia, se possiamo preparare il contributo che riguarda proprio la Lucangeli, perché tra l'altro doveva essere qui con noi, ma purtroppo insomma questo non è stato possibile, anzi le facciamo tanti auguri, quindi la sentiamo però, perché insomma abbiamo questa opportunità, poi continuiamo a parlare di questo progetto. Io sono un logico, sono laureata in filosofia. La mia prima consulenza è stata a bimbi con disabilità cognitiva importanti, e lì ho capito che la logica non mi aiutava tanto ad aiutarli, e quindi mi sono rilaureata in psicologia, perché pensavo che studiando come funziona il sistema cognitivo, la mente, io riuscissi ad aiutarli davvero. Ho accettato la sfida e sono finita in un dottorato internazionale, uno dei primi della Comunità Europea, e abbiamo studiato quando i bambini non ce la fanno come si fa ad aiutarli. Ecco,
esperienza straordinaria che ha cambiato il mio modo di vedere e di capire, perché lavorando là dove se sei capace loro ce la fanno e se non sei capace li perdi, devi per forza essere in grado di trovare il tuo limite, il limite anche delle tue conoscenze, della tua idea di scienza. Il concetto di terzo incluso me lo sono inventato io come metafora. Se noi prendiamo il caffè la mattina e non giriamo con il cucchiaino lo zucchero nel caffè, difficilmente la molecola dello zucchero e la molecola del caffè si riorganizzeranno in una nuova, che è quella che noi assaggiamo e che ci piace tanto. Il cucchiaino è un esempio proprio molto basale di cosa fa un catalizzatore. Rende molto più facile una trasformazione fondamentale. In quegli anni abbiamo provato ad applicare il modello del catalizzatore al modello dell'educazione. Io, come operatore nell'ambito delle scienze dello sviluppo e delle scienze dell'educazione, che io sia la mamma, l'amico o l'insegnante, ho una funzione che può catalizzare o meno le funzioni umane. Dobbiamo saperle esercitare nel migliore dei modi possibili. Il cervello risponde a seconda di come noi lo esercitiamo, al meglio se lo esercitiamo al meglio. Non si deve sostituire il figlio, non si deve sostituire il piccolo quando lo si vuole aiutare, perché altrimenti non lo si accompagna all'autonomia. D'altro canto però non lo si può abbandonare. Prima fase è gli crei un ambiente d'apprendimento completamente predisposta. Seconda fase di aiuto lo si facilita. Se noi mettiamo un bambino di fronte ad una scala perché salga e lui ci riesce da solo, vuol dire che quel compito è già stato appreso. Ma se lui non ci riesce, dobbiamo rendere più facile il salire, quindi possiamo abbassare il gradino, mettere un corrimano, dargli noi una mano, ma lo dobbiamo aiutare come? Cercando di capire perché non ce la fa, e magari non ce la fa perché lo devo aiutare ad avere maggiore equilibrio, quindi devo fare esercizi diversi dal caso in cui non ce la fa perché ancora non ha sviluppato sufficientemente forza per salire la scala, o diversi ancora dal caso in cui abbia un terrore enorme della scala, e allora l'aiuto che io dovrò dare è calibrato sul perché non ce la fa. Strategie che combattano l'errore alleandosi al bambino. L'intelligenza numerica è un meccanismo analogico, funziona per analogia, indipendentemente dalle caratteristiche di significato degli elementi. Un bambino alla nascita riconosce la quantità ben prima di sapere come si chiama, ben prima che il linguaggio si evolva. Il nostro sistema nervoso centrale riconosce le quantità perché ha una sua memoria primitiva. Sono anni che spiego ai miei studenti la potenza cognitiva del gioco. Nei primi anni di vita la potenza cognitiva del gioco è proprio la potenza dell'intelligere. Attraverso il gioco l'intelligenza umana struttura le funzioni fondamentali, tra cui quella simbolica. E a tutte le mail che ricevo e a tutte le persone che mi chiedono le diagnosi per i bambini che non ce la fanno, e io vorrei far capire loro che invece di diagnosi dovrebbero chiedere meccanismi di aiuto nei processi evolutivi, che prima di pensare alla patologia si deve garantire il diritto al massimo delle proprie funzioni. Questo è il tempo in cui lo strumento digitale è uno degli strumenti di mediazione fondamentale, prendendo dalla ricerca scientifica seria veramente l'ispirazione perché porti ad ottenere il meglio da ogni bambino giocando insieme alle figure più significative al mondo che sono mamma e papà. Ecco qui anzitutto insomma direi un pensiero semplice ma illuminato, no? Quello della dottoressa Daniela Lucangeli, perché ci fa capire l'importanza del gioco, che poi è un po' per molti anni l'unico
strumento dei bambini, che dovrebbe essere anche lo strumento con cui comunicare poi con i bambini. Certo, certo, e soprattutto lei ha messo subito in luce, quando l'abbiamo incontrata, come l'attività appunto ludica sia in realtà non solo intrattenimento, ma anche e soprattutto meccanismo creativo, meccanismo di apprendimento. E a partire da questo concetto che abbiamo pensato di costruire un progetto che intorno al gioco e appunto agli strumenti digitali costruisse un'idea formativa nuova, senza sostituirsi alle agenzie formative, diciamo, tradizionali, istituzionali, ma pensiamo che soprattutto attraverso strumenti digitali utilizzati in maniera consapevole e intelligente si possa fare molto in ambiti di apprendimento che a volte poi invece rappresentano per genitori e bambini momenti di difficoltà. Mi riferisco per esempio al dominio della matematica. Per noi è stato molto interessante scoprire delle cose appunto teoriche, appunto di scientifiche, che Daniela ci ha spiegato, legate al fatto che appunto molto prima di iniziare a parlare un bambino ha capacità e cognizione dei numeri e capacità e cognizione di distinguere tra quantità, ed ecco che utilizzando degli strumenti che ormai sono nelle case di tutti si può far giocare il bambino, nel frattempo però facendolo imparare, esercitando. Per strumenti cosa intendi? Intendo tablet, iPad, iPhone, e infatti Little Smiling Minds è un progetto che ha a che fare con la creazione di una serie di applicazioni di gioco da scaricare su tablet, che permettano al bambino di entrare in un mondo di gioco nel quale però mentre gioca potenzia le proprie funzioni cognitive. Ma che cosa hanno di diverso dalle altre? Perché naturalmente, insomma, per i pochi che non scaricassero app, cioè se uno scrive tipo giochi bambini piuttosto che, insomma, escono tantissimi risultati. Ecco, quello che distingue questo progetto rispetto ad altri è che appunto innanzitutto abbiamo pensato a una serie di applicazioni e non soltanto a un'applicazione di gioco, ma appunto una serie che risponda a bisogni diversi. E poi c'è questa base scientifica che ci è garantita appunto dall'apporto di Daniela Lucangeli, che consente al bambino di fare delle attività come dire, studiate e pensate apposta per i propri bisogni formativi, e poi dentro all'applicazione c'è un livello dedicato ai genitori che permette ai genitori stessi di rimanere sintonizzato su quello che il bambino sta imparando, acquisendo anche consigli e approfondimenti su quello sulle buone pratiche educative che poi può applicare con il proprio figlio. Quindi insomma il genitore è comunque coinvolto, no? Perché ci sono già genitori che utilizzano il tablet come utilizzavano prima la televisione, cioè te lo do e stai no, buono infatti lì. La nostra idea invece è che questo possa essere, che con le applicazioni di Little Smiling Minds il genitore e il bambino possano anche incontrarsi e fare un'attività insieme. Siamo abbastanza lontani dall'idea appunto che il giochino serva a distrarre, ma il giochino è un'occasione per anche di relazione con il genitore e come dire, di attività intelligenti, di attività istruttiva. Abbiamo costruito queste applicazioni, attualmente ce ne sono 2 su App Store che sono scaricabili su iPad e su iPhone, si chiamano Contabosco e Contamare. Poi adesso siamo quasi in pubblicità, ma poi magari vediamo anche gli altri contributi. Sì, ecco, abbiamo iniziato con la fascia prescolare, quindi con applicazioni dedicate a bambini dai 3 ai 5 anni, e abbiamo iniziato con quello su cui Daniela Lucangeli è particolarmente, diciamo, esperta, che è l'intelligenza numerica, e quindi sono applicazioni che aiutano il bambino a lavorare col suo pensiero numerico, e quindi rudimenti di matematica, rudimenti di alfabetizzazione ai numeri, alla scrittura dei numeri, ma anche appunto la distinzione delle quantità, grande, piccolo, eccetera. Per voi comunque esperti di contenuto, o è stata in qualche modo una sfida questa, no? Sì, assolutamente. Magari è servita anche a voi, sì, a
ad avere una assolutamente. visione. Tra l'altro, appunto, noi abbiamo studiato moltissimo all'inizio, perché ovviamente Luca Angeli e il suo staff hanno prodotto negli anni moltissimo materiale scientifico, ma anche pensato per le scuole, per le insegnanti. Siamo partiti dai giochi che loro in parte avevano già disegnato, però su carta, da far fare ai bambini a scuola o all'asilo, e abbiamo trasferito quella competenza in un ambito che però ha logiche diverse, che è quello appunto del digitale, e quindi abbiamo scritto tantissimi storyboard di giochi e Si parte sempre dallo scrivere. Sì, dallo schizzare, è chiaro, sì. Bene, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti. Rieccoci insieme un'altra decina di minuti per chiacchierare con Giulia Pozzobon di Digital Academia, Head of Story. Quindi lei si occupa insomma delle storie che stanno dietro alle app che poi sono scaricabili, quelle di cui vi stiamo parlando, quelle nate su diciamo spinta della dottoressa Luca Angeli dell'Università di Padova, grande esperta di psicologia, insomma di educazione, studiosa dei bambini, del gioco dei bambini, dell'apprendimento, che ha lanciato questa sfida a Digital Academia, insomma una sfida che è stata raccolta a Digital Academia e a Focus, che è partner di questa iniziativa. Focus, la rivista, che ci ha sostenuto investendo, diciamo, e scommettendo su questo progetto, e diciamo si è occupata soprattutto della parte, diciamo, di promozione e sostegno anche proprio a livello comunicativo del progetto. Insomma, poi insomma avendo un nome in campo esatto. di divulgazione. Allora io direi, adesso facciamo vedere i due contributi video che si riferiscono a Contabosco, così insomma facciamo capire anche meglio di cosa stiamo parlando. Contabosco è la prima applicazione della serie Little Smiling Minds e serve per giocare col mondo dei numeri. Ci sono tanti giochi dentro Contabosco. C'è il ragno che deve indossare le sue scarpe, la rana che mangia le mosche, la volpe che fa la valigia e tanti altri. Anche papà e mamma si divertono e imparano col Contabosco. Una sezione tutta per loro mostra come funziona l'intelligenza dei bambini e li tiene aggiornati mentre loro giocano. Little Smiling Minds. L'intelligenza cresce giocando. Ecco, questa è l'estrema sintesi, no? Ma dicevamo, questa è una, l'altra invece? L'altra si chiama Contamare e ha sempre a che fare con i numeri, è sempre dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni, però ha un livello di difficoltà leggermente superiore a questa del Contabosco, che è la prima applicazione e che è stato appunto il lancio del progetto. Sì, come avete visto si tratta di applicazioni che sono estremamente vivaci dal punto di vista delle illustrazioni. Abbiamo affidato in questo caso, e anche per il Contamare, a un'illustratrice che si chiama Elisa Fabris, lo studio di questo scenario, perché siamo partiti dall'idea, quando abbiamo pensato a come progettare queste app, appunto che il bambino potesse entrare in un mondo di gioco dove degli animali protagonisti di scena in scena gli chiedano di fare delle attività. Diciamo che quello che avete visto all'inizio è
quello che accade con quella sigla e quella musica e quegli animali che si muovono, quello che accade quando lancio l'applicazione, e da quel momento toccando su play io entro e inizio a incontrare questi animali e con una voce guida sono guidato attraverso la scoperta di tutte queste piccole attività di gioco che sono estremamente semplici. Si tratta di fare delle scelte giuste, di appunto mettere le scarpe al ragno piuttosto che contare le nocciole, però questo ripetuto un certo numero di volte, i giochini dentro sono quasi 40, quindi sono piccole attività ma sono molte, serve a stabilizzare delle competenze nel bambino legate ai numeri. E ovviamente questa è un'applicazione che costa, lo diciamo ovviamente per correttezza. Naturalmente in questo momento costa 2,99 € e ovviamente insomma le app di solito hanno un costo contenuto. Sì, ci sono anche moltissime app gratuite, noi sappiamo bene che appunto poi soprattutto quando si tratta di questi strumenti in un certo senso si pensa appunto che il contenuto da metterci dentro a questi contenitori debba essere in qualche modo gratuito, alla portata di tutti, però sappiamo anche, diciamo che noi che lo facciamo, poi che li creiamo queste cose, sappiamo quanto lavoro c'è dietro e che non è differente da quello che può fare una casa editrice nello scrivere un libro e pubblicarlo, per cui sappiamo anche che per valorizzare il tipo di contributo anche scientifico che ci sta dietro è importante, ovviamente. Ma io dico che la professionalità, lo studio, insomma, se è costato va riconosciuto. La cifra ovviamente è molto contenuta, ci sono molte app valide insomma che si pagano, anche perché ci dicevamo prima che iniziasse la trasmissione, è vero anche che ci sono molti specchietti per l'allodole, no? Sì. Ci sono molte app gratuite che poi ti sparano dentro qualche costo aggiuntivo, per cui magari c'è una specie di livello per poter giocare, poi in realtà è anche facile che il bambino magari inconsciamente vada ad acquistare, perché insomma ormai sappiamo che si memorizzano, no, le password, specie sui tablet, e quindi bisogna anche stare attenti a questo. Sì, è un mondo molto ampio, molto vasto, un grande mare, e infatti emergere in un mondo che è così pieno di offerta e di possibilità non è semplice. Noi crediamo di essere distintivi per queste ragioni che ho detto, per l'aspetto appunto del coinvolgimento del genitore e per questa base scientifica che ci sostiene. Ecco, e ci sarà uno sviluppo? Sì, allora, intanto diciamo da fine dicembre, sotto Natale appunto siamo usciti con il contamare, che è qualcosa di analogo a quello che avete visto per il contabosco, e adesso stiamo cercando di capire che numeri riusciamo a fare di download, perché poi sì, adesso la sfida di questo momento è capire se poi le persone questa cosa la acquistano, ci credono e la utilizzano, e stiamo avendo dei buoni riscontri. Diciamo che tutti coloro che hanno provato l'applicazione ci danno dei feedback molto buoni, poi chiaro i numeri sono ancora abbastanza piccoli. La nostra idea è di fare un punto della situazione di qui a qualche mese e poi iniziare ad affrontare anche altre tematiche, perché appunto Little Smiling Minds si è proposta da subito l'idea di affrontare tutti i vari domini del sapere, per cui dalla matematica al linguaggio, alla musica, alle emozioni, potenzialmente tutti gli ambiti del sapere possono essere oggetto di questo tipo di trattamento. E insomma, la vostra sparring partner cosa ha detto quando insomma, ha visto il progetto? Daniela Lucangeli dici sì, lei è assolutamente perché l'avrà poi testato, immagino, come no? Noi ci siamo innamorati di lei si è innamorata di noi, e quindi diciamo che lei è molto soddisfatta. Adesso lei lo sta promuovendo nei canali che riesce diciamo, ad aggredire, che sono moltissimi, perché va in giro per l'Italia tutti i giorni a parlare di bambini e di apprendimento. Quando si pensa a delle storie, però insomma già immaginandosele tradotte con contenuti digitali,
cioè, si pensa in modo diverso oppure che cosa è necessario focalizzare? Perché, insomma, non è come scrivere un libro piuttosto. No, certo. Diciamo che l'aspetto visivo e dell'interazione è molto importante quando progetti una storia per questo tipo di strumenti, quindi non puoi limitarti a scrivere quello che fa lo scoiattolo, ma devi sforzarti di immaginare come lo fa, come si deve muovere e devi avere in mente quello che fa anche chi poi deve animarlo, quell'oggettino che all'inizio è solo un'illustrazione schizzata su un foglio. Quindi diciamo che la chiave è lavorare come dire, in maniera trasversale, per cui io che mi occupo dei contenuti in realtà devo ogni 10 minuti, talvolta anche piuttosto detestata, senti, ma secondo te andare a chiedere all'illustratore o al programmatore ancora di più se quella cosa che ho pensato è fattibile, si può. Noi abbiamo finito il nostro tempo, continuiamo a parlare subito dopo la pubblicità di Digital Academia, lo faremo con Marco Santini, ma insomma poi vi diremo anche chi è e che cosa fa, anzi lo faremo dire a lui. Intanto ringraziamo Giulia Pozzobon, buon lavoro, grazie, insomma, grazie e buone app. Grazie.